Buon pomeriggio a tutti gli amici del BH Club, benvenuti alla trasmissione del martedì, orario è sempre un po' sparso durante il pomeriggio, oggi sono le 15:75 in questo momento, quindi interpretiamo gli orari. In diretta, come sempre, dal Palagesteco di Cividale, che per questa settimana, diciamo che, tra virgolette, cambia nome in Palavaccini, perché l'amministrazione comunale di Cividale sta facendo una bella cosa, ma dopo lo lasciamo dire al presidente pro tempore Davide Michalic. È sempre e solo presidente pro tempore. E direttore. Perché, buonasera a tutti, no? Buon pomeriggio. E un buon pomeriggio anche al Doc, il maestro Franco Canciani. No. Doc, basta, chiedo scusa. No. Siccome, una cosa che anche mi piace dire, alcuni colleghi mi hanno chiamato fenomeno, chiamatemi fenomeno, io voglio essere ma per tanti, io ti chiamo fenomeno. Per tanti il fenomeno è uno solo. Dico che il mio modo di pensare il calcio non è da fenomeno, quindi chiamatemi fenomeno. Quindi non il fenomeno ce l'abbiamo noi. Quindi non in termini simpatico. No, io sì. Io pensavo in maniera... no? È proprio simpatico. No? Sì, noi ti chiamiamo in modo simpatico fenomeno. Ho capito male. O professore. Professore come Mortellaro, che è più vecchio della compagnia. No? Salutiamo anche... Chiami come ti pare. Sì, esatto. Basta che mi chiami, no? O anche no. Ecco, subito, ormai è diventato un identificativo della trasmissione. Trasmissioni, perché anche quando sono da altre parti la gente chiama Autobahn. No? Salutiamo anche Chicco Tonizzo, che è dietro la telecamera, che ci guarda e ci saluta. Intanto iniziamo subito salutando Antonio Pitioni, che ci dice buongiorno artisti. Buongiorno, questo è un altro vero fenomeno. Ciao fenomeno. Salutiamo anche Davide De Zorzi, che dice buongiorno ragazzi, perfetto orario, giusto appoggiato sul divano. Mai mio. También che mai. Una cosa che non mi ricordo. No, com'è? Non so cosa sia il divano. Sì, io sì, dai, ce la faccio, no? Ma è lo divano. Sì, soprattutto dopo pranzo ti appoggi lì e ciao. Vuoi non avere il divano la sera? Sì. È che mi spacco il collo. Non frega niente a nessuno quello che sì, però insomma, iniziamo il BH Club. Tu sei proprio relegato. Sei l'ultima ruota del carro a casa Cacciani. C'è gente che adesso non c'è neanche la ruota di scorta, no? Cioè, neanche routine, c'è la pompa. Io sono il kit per la gonfiato con silicone che dico, dai che funziona uguale. Ciao. Quindi spieghiamo perché agli amici a casa siamo alle 3 di pomeriggio. Anche le 4 passate di pomeriggio invece che al nostro solito orario, e cosa sta succedendo, cosa stanno facendo al Palagesteco di Cividale l'amministrazione amica delle Eagles di Cividale del Friuli. Ci hanno chiesto collaborazione, l'hanno tenuta ovviamente in tempo zero. Il Palagesteco è diventato, credo, un'importantissima sede per vaccinare tutti gli ultraottantenni del territorio. Ieri c'è stata un'assoluta affluenza massicissima, io sono passato ieri mattina. Dopo la partita sabato parlo in problema estate, se non l'ho fatto io perché sono piuttosto vecchio, anziché no. Diciamo che Franchina e i suoi ragazzi hanno tirato giù i tappeti ed è anche, devo dire, entusiasmante vedere che capitano queste cose, questa simbiosi fra sport, territorio, problemi veri, no? Quindi nel nostro piccolo ci ha messo a disposizione. Poi, anche perché in momenti come questi... ma io faccio una volta di più un applauso. Non bisogna farsi da parte. Io faccio un applauso una volta di più all'amministrazione comunale di questa magnifica cittadina, ma non lo dico per piaceria, perché a me proprio frega zero, lo sappiamo, noi facciamo sport e basketball, ma è veramente a disposizione del proprio territorio, della propria gente. Chiaro che ci hanno espropriato il palazzetto, ma noi ci siamo resi espropriati, abbiamo concordato sabato non giochiamo, poi ci sarà il richiamo quando ci sarà la settimana di Pasqua, quindi abbiamo cercato di incastrare tutto. Settimana di Pasqua con la Final Eight, ma di renderci disponibili, quindi che sia un buon auspicio affinché capiti più velocemente possibile per todos. Perché solo quando saremo todos si potrà veramente ripartire. Doc, devo aggiungere qualcosa? No. Io rispondo ad Antonio Pitioni, che ha detto se ci hanno vaccinato anche noi per sbaglio. No, perché noi rispettiamo le tempistiche. Non dirlo, no, che ci sgambano. Rispettiamo le leggi, rispettiamo le tempistiche. Però come benefit potremmo chiederlo, visto che siamo in Italia. Queste sono classiche cose all'italiane. Sì, però lasciamole fare agli altri. Per l'amor di Dio, stiamo scherzando. Perché all'italiano sarebbe noi e famiglie. Sì, giusto. No? Comunque,
Torniamo al BH Club, quindi dopo questa parentesi doverosa, elogiando quello che stanno facendo all'interno di questo palazzetto, arriviamo da una settimana veramente importante a livello sportivo per le squadre che rappresentiamo in questa trasmissione, ossia l'Udinese Calcio, che in 2 partite ha fatto 4 punti e tanti... 6 meno 2. No, vabbè, 4. No, 6 meno 2. Sì, ok. Perché sì. i 2 di San Siro per me poi non ci cambiava la mazza a livello di classifica. Boh. Non è che vennero, non vennero Europa League, però brucia da morire. No? E la Gesteco che con una incredibile prova di forza contro San Vendemiano si è qualificata alla finale di Coppa Italia e ha chiuso la prima fase con il girone C1 in testa alla classifica al girone C1. Quindi in ordine cronologico, come sempre, iniziamo a parlare di Udinese. Vorrei aprire e chiudere una parentesi velocissima, visto che comunque è una settimana che quasi una settimana che se ne parla sul fallo di Larsen al 95esimo, che ha visto anche noi tirare giù una riga di Santi, che è venuto giù il signore a stringerci la mano per la fantasia e per siamo in Friuli, dai. Sì, ce l'abbiamo anche dietro che sta venendo, ha detto sì, sta buono. Però io dico grazie prima di tutto a quello che ha fatto anche l'associazione Udinese Club, mettendo uno striscione a sostegno di Larsen, perché se lo merita il ragazzo. E posso dire, io capisco l'incazzatura, che io in primis mi sono incavolato come una iena, però è stata tirata tanta di quella schifezza addosso a Strigher in questi giorni qua dai social. Ce l'ha un po' meritato, dai. Ho capito, ma non puoi dire che ha venduto la partita a una persona come lui. Io non pensavo arrivasse a tanto. No, come no? Sai che io non frequento i social se non quelli è stato detto veramente di tutto. È un errore, insomma. Quello fa chi una passa, perché non sono capace. Poi per me ti dico, l'errore è stato che ha accentuato la spinta di Leao che c'è stata per fare la caduta plateale per avere fallo e finire la partita, invece si è partito ha sbagliato. Ma cosa gli è passato per la testa? Ha sbagliato, punto. No? Però insomma non puoi mettere la croce. Sì, non puoi mettere la croce e tirare giù tutto quello che gli è stato detto in questa settimana. E poi sabato ha fatto un partitone, secondo me, uno dei migliori in campo, insieme a il mio uomo che tu giustamente hai comprato al Fantacalcio, che ti sei preso un 7,5 ai gol. 1-0 contro Bebe, ecco. Cioè, cosa capitava da anni, ho mosso la classifica grazie al tuo uomo. Ecco, no? Nonostante il Sirigu. Ha avuto sfortuna Larsen, perché è incappato nell'unica gara che io ho visto, e ne ho viste 9, chiusa dopo il tempo di recupero accordato all'inizio dell'arbitro. Saluto anche l'ex giocatore della Juventus che, senza fare nome, ha detto perché qualcuno deve capire che quello è solo una cosa indicativa, l'arbitro fa quello che gli pare. Però di solito quello che gli pare è sempre qualcosa in meno, ma che cosa in più. Posto. Non cambia niente. Non cambia niente. Anche quello di Destroschi resta. Sì, anche quello è stato un erroraccio, no? Però comunque un Udinese, Doc, che... È peggio quello di Larsen, però. Ma perché è il 90esimo? Sì, anzi, 90... Ma non si può, cioè, ma ti insegnano a scuola calcio a non saltare con la mano. Ma sì, ma cioè, voleva accentuare la caduta, dai. Può essere. No? Però Doc, 2 partite, a parte che numeri alla mano, l'Udinese al girone di ritorno ha fatto 14 punti su 21 a disposizione, è la terza migliore del campionato come media punti, però si vede finalmente un'identità di gioco, una squadra che poi si è coinciso anche con l'arrivo di Loriente, che ha cambiato un po' veramente il modo di giocare della squadra, perché sono cambiati gli automatismi. Però abbiamo visto... Perché è più forte di quel che avevamo prima. Ma no, ma anche perché ha un altro modo di giocare. Poi dicono, no, vanno via i due giocatori e l'Udinese gioca meglio. Per me è una casualità, totale casualità. Io godo come un riccio, perché io che sono vecchio faccio fatica, e lo dicevo l'altra volta, da persona sfortunata, ad adattarmi al calcio cosiddetto moderno, ma non moderno senso lato. Questi profeti che devi fare 14.000 passaggi orizzontali, partire bassi ho visto 2 giocatori del Sassuolo cambiarsi la palla 6 volte nel giro di 1 metro. Sì, ho capito, noi eravamo fermi, quando avete finito avvisateci, ti importa. Allora dico, si può vincere anche in altra maniera, non è una vergogna. Ho visto il tifoso, perché è un tifoso, il tifoso suole dire catenacciare, è uno schifo perdere contro di voi, mettete la Serie B, che uno ne ha. Sassuolo, non è che sia New York.
Dico, va bene, se ti fa schifo, sì, tu con il miglior allenatore d'Italia sono una partita che non vinci. Se tu sei contento di vedere giocare bene e vincere gli altri, io che l'ho fatto per una vita, va bene. Poi no, dicono anche i commentatori, sì, per l'Udinese un po' sparagnina, 11 tiri in porta, 2 gol, una traversa, un mezzo rigore che col fuorigioco di Bonifazi, Sì. millimetrico, 1000 millimetri, eccetera. No? Poi vedo la capolista che esce dall'area una volta, fa un gol in mischia e sento dire queste testuali parole da un giornalista. Con fuorigioco. Ma non l'ho rivisto bene, forse non l'ha toccata De Vrij, non lo so. No, ho capito, ma era davanti al... Sì, però se la tocca De Vrij non è fuori gioco, perché poi quando invece sul secondo tocco le bastoni era in gioco. C'era anche un rigore sui bastoni. Un giornalista nazionale dire, ma i campionati si vincono anche così. Sì, ma allora... Così come, da un tiro in porta. Io sono d'accordo con lui, però allora vale per tutti. Chi si può giocare 14.000 passaggi che mai in porta, oppure si può giocare con una difesa munita, con un pornostar che non fa passare neanche uno spillo, con Bonifazi che cresce, e io ancora, lo dico ogni volta, non capisco come Torino possa vendere un giocatore del genere, andare a Crotone e prendere 4 palline. Chi è il pornostar? Il nostro Coccione. Certo, certo, il pornostar. Ma anche lui lo sa, perché Coccione. questa cosa qua è arrivata anche alle sue orecchie. E con lui giocano bene De Maio, gioca bene Beccao, bellissimo, hai visto? No. No. Sì, ha giocato Sto bene. scherzando. Boh, ma De Maio io avevo qualche dubbio su De Io Maio vorrei farmi parlare con sabato. Giacomini su Beccao o su Zegela. Lì No, Maciulla. però De Maio sabato io Però ero abbastanza preoccupato. Devo dire, già all'inizio ha giocato Io che a bene. fianco di lui ha giocato bene anche l'ultimo Danilo. Si può giocare anche così, poi hai davanti giocatori di qualità che vanno Quelli dalla regia ci ricordano il sosia di Branutic. No, Ah, sì? sì. Come Johnny Simpson. Dico anche E lui è uguale, guarda. No? però alla fine Sì, no, cantavano su hanno un po' rotto le balle. tanto c'è ragione chi fa gol, no? Sì, E boh. quindi noi abbiamo tante volte Però detto quanti sì, anni è? Però anche Davide, 9 anni. quanti anni è che ci rompono le scatole in questa maniera? Cioè io mi ricordo 2008-2009 quando c'era la saga, l'epopea europea dell'Udinese, l'anno con Marino allenatore, con Quagliarella di Natale, Flores, Pepe, siamo stati arrivati ai quarti di finale di Coppa UEFA, unica squadra italiana in corsa per la Coppa UEFA, usciamo dalla Coppa UEFA e l'Udinese ci rovina il ranking europeo. È vero. Mi ricordo questa roba. Scusami, alza. No? È vero che era meglio se l'Udinese non doveva addirittura rinunciare per far andare dentro. Allora per quanto riguarda Bonifazi c'è Davide che ci scrive che Bonifazi aveva un problemino extracampo ma sta crescendo e se impara a gestire anche quella cosa lì forse è un bravo giocatore. Il suo fidanzato. Sì. Guarda, Insomma, mi sembra che siano problemini di questi giocatori abbastanza comuni, appunto. no? Messi uno peggio dell'altro. Salutiamo anche Franchina Terenzani che dice che il doc che stai benissimo nel tempietto dietro di te, che proprio effettivamente guardando così sembra che sei dentro e in effetto 3D sembra che rende moltissimo questa scenografia. Sai che secondo me invece se chiedo alla persona che nell'amministrazione comunale gode della mia relazione più stretta che è Giuseppe Ruolo, magari mi fai inumare sulla pressa il tempietto, io e salutiamo anche Giuliano Miotto da Benevento che ci guarda sempre. Ciao Giuliano. Le streghe mi pare che stiano temendo perché... No? Un po' di calo, ma ci sta, dai. Sì, perché si sa che veniamo separato in bomba Poi c'è un campionato strepitoso. però dobbiamo fare attenzione perché... Anche lo Spezia. Lo Spezia tu l'avevi pronosticato che quando io dicevo che lo Spezia ormai è tranquillo ha finito. Io mi auguro che retroceda a Torino e ci confido molto, però non ce la faranno, ci proveranno ma non ci riusciranno. Hanno beccato 4 gol da quel rockstar di Sergio Cosmi. Adesso pare rientrato in corsa anche il Parma con il pareggio. Io leggo. Hanno sprecato 6 punti fra Udinese, Spezia e Fiorentina, entrambi e tutte e 3 le partite erano avanti e tutte e 3 hanno pareggiato. No? Però sono troppo sotto. Credo che il Torino adesso è sotto. Il Torino è terzultimo, ma 2 partite, una con la Lazio, l'altra non mi ricordo con chi. E forse potrebbero darle anche 3 punti di andata con la Lazio perché tutto subito. Allora il che salutiamo Beppe Ruolo
che ha preso la palla al balzo, da quello che hai detto, Franco, dicendo: tranquillo Franco, chiedi pure un posto a Tempietto, per te lo trovo. Ma non vale così, però. Ma non vale. Sa perché? Aprendo il secondo tempo che poi richiudiamo. In diretta l'altra sera aveva chiesto insomma una dedica speciale. Io sulla tripla di Chiera, la prima, perché Chiera non stava benissimo, ho detto: in onore di Peppe Ruolo, Chiera sale sulle spalle di Giulio Cesare e la mette da 3. Ciao Beppe, scusa, ci siamo dei ragazzi. Ecco, e subito Beppe Ruolo scrive: la prossima telecronaca voglio una perla con il Tempietto dopo il Ponte del Diavolo e Giulio Cesare. No? Si crea, basta chiedere, no? Noi siamo qua per questo. Basta chiedere e Franco è a disposizione. Si crea. Spero che dopo la rognosa la prossima. che poi dopo la bellissima del Ponte del Diavolo, posso dire una cosa, se la meta mai sei segnato. Potremmo fare così. Dopo Sabrina, io direi questo su Peppe Ruolo. Attenzione che siamo in diretta. Siccome la Roma vinse lo scudetto e ci fu lo spogliarello di Sabrina Ferrilli al no, stai fermati, non andare oltre. Non andare oltre. Aspetta, fermo lì. Anna Falchi con lo scudetto della Lazio. Se noi dovessimo fare bene in Coppa Italia, potremmo fare uno striptease di Beppe Ruolo in mezzo alla Palazzo Stecco. Ma guarda, ormai lui ci sta guardando. Però potrebbe anche delegare. Sì, potrebbe anche delegare. Ognuno ha la sua con sexy. Noi abbiamo Beppe Ruolo. Beppe, stiamo scherzando. No. Non stai scherzando. Vedi come lui democraticamente si defila da questa richiesta. Quindi stavamo parlando. Quindi speriamo che retroceda a Torino, ma non retrocederà. Il Cagliari si è ripreso e quindi una terza bisogna trovarla. E per questo dico che lo Spezia, Barra Benevento, anche la Viola. Oggi sentivo Radio Sport, come ti ha risposto massacrato. Sì, ha detto che ognuno ha ciò che si merita. Lo so. Dicevo che a quel punto è chiaro. Però non hai risposto, accetti? Beppe, guarda che se accetti diventa virale questa cosa. Attenzione. Potrebbe essere figo, però. Oggi sentivo la radio sportiva, come sempre, dire che praticamente se per caso non avesse pareggiato in zona Cesarina Viola ci sarebbe già Iachini sulla panca, però perché è più adatto alla battaglia del fondo classifica. Allora perché l'hanno mandato via? Ma sai qual è la cosa peggiore? Perché sognavano forse di andare più su. Darebbero quartultimi, riserverebbero un ruolo dirigenziale a Prandelli, cioè piuttosto cacciano. No, ma meno Prandelli ha avuto anche la lucidità momentanea, credo, di dire ti leggo dopo. Ha avuto la lucidità di dire: se io sono il problema, mi faccio da parte senza che mi mandino via. Frase molto di frase fatta, no? Perché insomma sapevi quello che ne andavi. Lui pensava di arrivare e taumaturgicamente risolvere le cose. La Fiorentina ha problemi strutturali piuttosto seri, perché giocatori ne ha e neanche di buoni. Per me è il classico caso dove il problema è la società. Non è né il primo né l'ultimo caso in cui il problema della società. C'è un presidente facoltoso, entusiasta, ma che abita a Nuova York, c'è il suo braccio destro trapiantato a Firenze che parla italo-americano, che è Gio Barone, e poi c'è un direttore sportivo, insomma, Prima Repubblica. Poi da casa ci dicono che scende il Toro perché è la squadra che gioca peggio di tutti. Ma meriterebbe, è un allenatore che è scarso, però a me dispiacerebbe molto che il Toro, perché è una grande squadra, no? È la squadra di tutti, ci sono squadre in Serie A che meriterebbero più del Toro. 4 gol dalla Rockstar a Crotone, 4 da Serse Cosmi, con l'occhialino tattico. No, dicono che anche tu sei un fenomeno. No, ma il discorso che il Torino, quello che noi ci dico, anch'io ti fa e saluto anche Marco Cardassi, mio amico che è di Torino, che dice che il Torino ha il stesso problema, che ha un presidente, e lo interpreto io perché me lo conosco. Tu dicevi della Fiorentina, e per i tifosi del Toro è lo stesso identico problema, cioè un presidente è una società che ancora peggio, perché il presidente, giusto Marco, il giornale significativo del sportivo italiano, fa il danno della sua squadra proteggendo la sua squadra falsamente, come domenica, in cui pagine e pagine di Moviola per dire che il rigore contro non c'era, che c'erano 12 rigori a favore, 16 espulsioni, 3 condanne a morte e 2 ergastoli, no? Per giustificare il fatto che Marcelo Nicola, grande giocatore di basket, allenatore, mi aspettavo meglio, arriva e dice: no, ma io ho visto dei passi avanti. Fir Pannocchien,
Cioè, ragazzi, ma il Torino nostro, cioè il Torino di Graziani, di Pulici, di Valentino Mazzola, non è questa roba qui, non è poi, Guarda, giusto, citando quello che hai detto tu adesso, c'è Giacomo Corvaia, che salutiamo, che dice, chiede a te, perché tu l'hai già risposto, cioè l'allenatore del Toro che a fine partita commenta positivamente la prestazione dei suoi dopo che ha preso 4 pappine a Crotone, reduce da 10 sconfitte nelle ultime 11. Incredibile. Venga Gotti che sta zitto e dice no, abbiamo giocato male, punto, il più resto del re. Comunque Torino Marco di Torino sa. Infatti mi ha scritto che mi leggi nel pensiero perché mi sono limitato, se no partivano solo parolacce. No? Ma tranquillo Marco. No? Marco, che salutiamo, tifoso vero del Torino, vero Granata, non sarà felice di un presidente Mandroni, e loro sanno cosa vuol dire il presidente di Alessandria, come se Udinese avesse un presidente Trieste, cioè questa cosa. Sì, ma ragazzi, questi lunedì cosa fanno? Una pagina intera sui presunti torti del VAR sulla Gazzetta. È una cosa vergognosa, giorno, ma è vergognosa. Cioè, ma è un utilizzo, un abuso del giornale più importante d'Italia, della Bibbia, pro domo loro. Ma questo, il presidente Cairo, vincono non so dove a Cagliari contro una squadra allenata da un ex allenatore come Di Francesco, ahimè, lui va in campo, dà il 5, cosa normale, e il giorno dopo il grande presidente, i social si schierano, dai, mi sembrano profili falsi di cui si usa e si abusa anche a queste latitudini. Mi sembra di vedere di coppia in colla, Checco, dai. Voglio anch'io inventarmi queste robe qua. No, io voglio farlo, mi aiuterete con un webinar per parlare bene della Gesteco Cividale. C'è Beppe Marcon, che salutiamo, ciao Press. Hai messo che stava poco bene. No, ieri è tornato a parlare. Quindi. Raffolo? Sì, Raffolo. Prima della gara. Abbiamo vinto. Raffolo. Che dice che vorrebbe rammentare che il Torino è allenato da Nicola, quindi di che stiamo parlando? Ce lo ricordiamo a Udine, la peggior udinese degli ultimi anni. Hai giocato a Udine, Marcello Nicola? No. Neanche ai tuoi anni, vero? No, ti sbagli. No. Marcello. E anche lì io ricordo che quando è arrivato Nicola, bene o male, eravamo tutti abbastanza felici perché a Crotone aveva fatto bene. Dicembre era a Crotone, sembrava rampante, a noi. Io ci ho parlato, una persona straordinaria, massacrato da 4 giornalisti del Crotone nella sala stampa, che è un container, soprattutto un container di quelli da muratore, e questi che gli diceva di più, gli fa: abbiamo giocato male, no, perché te devi andare. Col solo di poi abbiamo capito che lo dicevano. Sì, avevano ragione loro. Io e Pietro Leotta, mister, no, ma tranquillo che domani avremo notizie. Poi il video si dimette, fa il video. Sì. Poi arriva Udine, la prima partita Udine Roma 1-0, dico, però, no? Sì. Poi c'è Giuliano che dice che il Toro attuale ha solo Belotti davanti, il resto è di basso livello, che giocano un catenaccio anni 70. Sul fatto che sia a basso livello non sono così convinto. Perché il Toro ma non ha solo Belotti, perché comunque ha qualche buon giocatore, però gioca male. C'era prima il maestro, il maestro Giampaolo. È uno di quelli che io non riesco. Ho fatto un pezzo l'altro giorno, che chiaramente tutti quanti mi hanno criticato e io sono felice. Sappiate che più mi criticate io sono contento, perché a me tutti quanti che dicono bravo mi dà fastidio. E non succede, quindi non mi dà fastidio, di cui dico che io non riesco a capire i maestri che come Sassuolo gioca con la linea difensiva a 1 metro dal centrocampo, però una volta che li infili, come ha fatto nella verticalizzazione, sono fregati perché è 1 contro 1, è 1 contro il portiere. Infatti 4 volte. Avete detto di Giampaolo che hanno esonerato anche il fratello che allena in Serie C, Serie D, non so dove. Il fratello di Giampaolo è esonerato, che è quello che giocava nella Juventus, mi pare. Non so. Nella Juventus. Poi parlando sempre di Toro, Davide, che è persona che io gli voglio bene, a Davide Zorzi, è un amico che ha il nome Ballonta Chiaf, per dirla proprio in italiano. Sì, no, insomma, ci vorrebbe anche qualcos'altro. Vabbè, anche basket. Sì, anche basket. Okay. No? Però l'ho visto parlare di basket, è un bel persona. Che dice che sì, che il Toro gli manca il centrocampo. Proprio la poca qualità centrocampo. Il Toro è la società. Il centrocampo è la parte fondamentale di qualsiasi squadra. È la società, ragazzi. Giocano come la società, cioè slegati, cioè non c'è. Questa è la sensazione che abbiamo noi a 700 km di distanza, poi magari non è così, come la Fiorentina, non c'è empatia, no? Sono quelle cose un po' stereotipate, messe lì. Poi invece percepisci quando c'è una società alle spalle che ti spinge. Per me, ad esempio, Giulini a Cagliari è un grande presidente, poi magari mi sbaglio. Non lo so, ma io non conosco neanche io Cairo. A me di Cairo dà fastidio solamente
il fatto che utilizzi la Gazzetta, che è un giornale di tutti, non è suo, che è non è la tua Bibbia, ma di era la tutti. tua Bibbia. Cioè, dove dovresti leggere le cose imparziali, dove dovresti abbeverarti di notizie sportive, no? E invece leggi che fanno una pagina al giorno sui torti arbitrali del Toro, ma dai, ma basta, no? O quando Cairo va in campo a dare un 5 ai giocatori, allora qui quando vado io in campo, cosa facciamo? Facciamo uno speciale sulle FVG Sport Channel. Sì, anche perché sulla carta stampata Massimo Trafieto. Detto questo, Al massimo però. Massimo, anche no. Detto questo, scusate, Giusto. sono fenomeno, faccio il fenomeno. Anzi, sai, il fenomeno era Ronaldo, quello vero. Sì, che adesso Devo sono dire, 3 fenomeni. Vabbè, perché si lasciano un po' andare, le grandi persone si lasciano un po' andare. Esatto. E posso sempre tornare indietro. Io tante pagine sulla È in Gazzetta. forma, però. Oggi Tante è... pagine oggi sono molto male. E tante pagine sulla Gazzetta non le davano al Torino anche quando arrivò secondo dietro al Verona, perché quando il Verona vinse lo scudetto, anno del sorteggio globale degli arbitri, poi subito tolto per amore del cielo che non dovesse essere 1985. Torino di Serena arrivò secondo e non aveva neanche all'epoca tante pagine, anche il Verona, tante prime pagine della Gazzetta. Sarebbe giusto, se ci fosse un dio del calcio, che retrocedessero in Serie B, ma non retrocederanno. No. E quindi la domanda che torniamo prima è: chi va giù? Non è facile. Guarda, Io non credo che il Spezia Cagliari e vada giù. Benevento sono le due squadre che sono Rischiano. Partendo dal presupposto che Crotone e Parma sono già giù e io non sono convinto, Io sì. secondo me una delle due si sa. Permetti due giù. No? Boh, partendo dall'assoluto che quelle due sono giù, manca la terza. Adesso calendario alla mano, classifica alla mano. Posso chiederti come ci si sente quando la terza e noi invece? E volevo arrivare lì. Io tiro un po' le scatole. Oggi sono stato... No, volevo arrivare lì fenomeno. che dobbiamo trovare la terza che va giù ed è tipo 8 anni, 7? Esattamente 8 anni che noi al 10 di marzo non dobbiamo più di tanto Vabbè, infatti guardare dietro. Stiamo andando benissimo. No? Il Radio Sportivo ha detto ieri, no? Qualche con un po' di stupore, non dico fastidio, ma malcelato stupore, ha detto, ormai l'Udinese dopo la vittoria di domenica si è un po' tolta. No, hanno ragione, ci mancano 2 punti, eravamo 34 noi. Noi eravamo 34 Sì, no. e io questo dirò tutto l'anno, Però posso perché dirti. a San Siro noi avevamo vinto la partita. L'arbitro, quando gli ridà la palla indietro sulla fascia per il cross, doveva fischiare alla fine. Come vedo tutte le partite del mondo con recupero, gli arbitri fischiano sempre 2 o 3 secondi Chi era prima. l'arbitro? Non ho più pari idea. Massa, no? Mi pare. Questo è per farti capire che a me Chi degli ha- arbitri proprio... Chiediamo a casa. Chi ha arbitrato? Davide, chi era arbitro, tu che sai? Mi pare fosse Massa. E chi ha arbitrato la Juventus Lazio tra mille polemiche adesso verrà fermato? Non a caso. Massa. Vabbè, Io ieri non so che partita ho visto, ragazzi, forse Crotone Torino, non lo so. No, perché se fosse stato Abisso oggi la Gazzetta faceva 10 pagine. ha detto bene domenica. Però l'ho visto, però io Forse di bello. però Di zappando ho bello, visto di la bello. faccia di Abisso alla fine, ho detto ma no, c'è ancora Abisso. Abisso di Comelli. Ma no, Abisso è peggio, dai, quando Sì, ha fatto beh. Inter Fiorentina, dai, Inter Fiorentina. Guarda che l'ha preso la Fiorentina qui. Inter, No. non è possibile, diciamo tutti Preso no, qui. guarda. È rigore, non è rigore, guarda. Ma chiamano, guarda il video, vede? No, per me è rigore lo stesso. È come quando il pallone mio non giochiamo più, no, non giochiamo, dai. Cioè, arbitra Abisso. E allora se avete Abisso, io non so neanche chi ha, io quando arbitra l'Udinese qualcuno, parte Giacomelli che... e tu me lo ricordi, ma io non guardo mai, ma anche nel basket così, non so mai chi arbitra l'Abisso, non ho mai visto, perché per me non deve mai diventare un problema l'arbitraggio. Poi però si giudica. Come si giudica il giocatore, come giudica il presidente, come giudica l'allenatore, cioè giudichi, fa parte del Adesso gioco. ti faccio una domanda che c'entra poco, però parli di arbitri. 3 settimane fa, mi pare, non mi ricordo che arbitro, è andato a fine partita, ha fatto una dichiarazione. Da variale purtroppo. Sì. Orsato. Mi pare Orsato. Sì, Orsato. E lì si è scatenata un po' di tutta la discussione sul fatto che gli arbitri non possono commentare le partite. Tu saresti d'accordo o contrario? Ma d'accordissimo, No? devono farlo da mo'. Ma non queste cose stereotipate alla democrazia cristiana come in Italia che vanno da variale perché la RAI, perché è amico cioè, ma la RAI non Ma esiste tu più. metteresti a fine partita, fra le interviste di fine partita, anche l'arbitro? Ma perché no? No, ma ti chiedo, io sì, lo farei. Perché no? Io metterei il microfono, visto che c'erano già, come nel football americano, Esatto. che schiaccia e tutto lo stadio sente Ma perché dove sta il problema? Sì. Cioè, perché no? E come tu intervisti l'allenatore che non ha voglia di parlare, intervisti anche Anche perché l'arbitro. ne fa su 4 emittenti differenti, dicendo su tutte e 4 la stessa identica cosa, la quarta anche. Cioè, ieri ho visto Simpatia Conte, penso erano 3 più antipatici. Anche lì.
Vai dall'arbitro e digli fate sempre i fenomeni, ma- cioè io ti butto no, fuori. Ma Cioè, simpatia non ti do Conte, giallo, ieri è riuscito a ridere, che è odioso anche quando ride, quando gli ha detto qualcuno dello studio, se metti in tasca la mano, senti un Sì. pezzo di scudetto, lui ha detto no, sento solo 40 euro perché ho fatto fare benzina, ha detto ho fatto fare benzina prima, a parte che a me non hanno mai fatto benzina, evidentemente c'è l'autista o qualcuno che non... però, vuol dire, come o magari ha coniugato male un verbo. potrebbe essere. Ma come parla simpatia Conte, no? Perché non può parlare Giacomelli o Orsato? Va lì, era rigore, ma per me sì, e spiega. Poi magari ci metteremo un po' a metabolizzare questa cosa, ma poi diventerà una cosa normale. E magari si piglierà un po' di insulti sui social, e va bene, li prendiamo tutti tanto. Basta che i social che insultano siano facilmente riconoscibili. Allora Beppe Marcon dice Giusto? che era Massa, l'arbitro, e dice grande Davide, perché anch'io ho visto un paio di partite dopo mercoledì scorso e tutte le gare sono sempre state chiuse 3-4 Ma secondi sempre? prima. L'ho detto io questo, Ma- lui, ma che cazzo? No, dopo lui l'ha ribadito. No, io, Certo. io non l'avevi detto tu? Poi lui è il direttore. Sì. Ma scusami, Non sono d'accordo con te. non volevo rubarti la primogenitura di questa cosa, però sai perché No, mi io è sì. caduto l'occhio? Perché ho visto una partita l'altro giorno. Beh, la partita dopo Inter-Parma è finita 7 secondi prima col quella Parma in E attacco. ho detto, guarda che imbecille. È partita lì, è partita. Ma perché che roba? Questo fa fastidio, no? Poi dopo, quando ho detto così a mio figlio, che è il mio compagno di televisione serale, lui mi ha detto però papà, non so se hai fatto un altro, non so, avevano perso 30 Sì, ha secondi. dato 30 secondi. Teoricamente avrebbe dato secondi in più perché Qualcuno si era il gioco, fermato. sì. Io ho detto, allora, davanti a questa spiegazione, anche che avrà logica, mi sono fermato. Non ha una logica, perché Però- e allora vuol dire che è tutto opinabile. Sì, È tutto opinabile. Infatti non dovrebbe essere, Quello che perché diceva- i minuti di recupero Però perché sono i grandi quotidiani calendarizzati. nazionali o le grandi network non hanno fatto notare questo? Perché giocavamo contro Perché era l'Udinese, che non contiamo niente, capisci? Perché non hanno detto che anche se c'era una spintina non era fallo? No. Perché nessuno non hanno fatto 800 immagini da sotto per vedere che Leao ha messo la mano nel fianco? Questo fa fastidio, però A me fastidio dà. però il cast, ragazzi, dai, è così. Comunque Giuliano dice che Giacomelli per noi è una sentenza, abbiamo più possibilità di vincere lo scudetto che fare il risultato con lui. Con Giacomo, perché le Triestini. Ma no, ma non è, a parte il fatto che sia triestino, Ma che, sia, no, che, si che non è, drammatizza. che non è, Sai quando è un comincia? aggravante. Perché proprio scherziamo. io non capisco perché in Serie A, perché guarda che è scarso. E quanti sono buoni in Serie A? Guarda, mi dicono che Giacomelli è uno dei più valutati da. Pensa, non ne ha azzeccata una. Sai quando partita. cominciò con noi? Ti ricordi quando vincemmo Bologna con un gol fantastico di Lasagne dopo 7 scambi? Epoca Sì, quando c'era Oddo. rigore enorme in area. Sì, poi Rigore in area, va Anche Giacomelli, Oddo. Giacomelli dice che non è un rigore enorme, non l'ha. Ma sapete cos'è? Scusa Franco, sai cos'è scandaloso? Pereira quella volta. In area. No, Sai qual è, professore? Sai cos'è la cosa incredibile? È che riescono a fare nefandezze col VAR. Cioè, è come il tennis, scusami, faccio un paragone. L'occhio di Falco non sbaglia. Cioè, c'è il giudice di linea che vede la palla fuori, poi dice a Roger, scusa, controlla perché per me è buona. Controlli e dici, cioè, il margine di errore è praticamente zero, ma dovrebbe essere così anche nel ballone. E invece forse fanno più errori di prima, ma non è possibile. Perché allora Cioè, adesso beccano nel fuorigioco che oggettivamente... No, ma sai, il fuorigioco, adesso com'è adesso, che può essere giusto o sbagliata la legge, la regola, scusa, la legge. cambierà. La regola, Cambierà, sì. però è una sentenza, perché dice se tu sei in fuorigioco di 1 millimetro è fuorigioco appunto, quindi è impossibile sbagliare. Ma dovrebbe essere così tutto, o No, quasi. lì è impossibile sbagliare. Anche sul rigore. Però sul rigore c'è sempre la decisione finale, aspetta sempre all'arbitro. Ma no, perché non va a vedere il VAR? Perché No, se va ma a anche vedere- se lo va a vedere, comunque decide l'arbitro. Sì, giusto, però se lo vai a vedere il VAR, vuol dire, a parte Abisso, il Fiorentina- O che era Inter. Calabrese, Carrare, no, cavolo era Calvarese. Calvarese che ha detto no, ho visto io, no, il VAR. Ma questo- Cioè, lei- Ma sapete che c'è una squadra che prima di prendere il 16 rigori nel recente passato ha anche detto che le linee fuori gioco perché gli dettero un gol che Sì. buone, non erano parallele ma erano incidenti, per cui anche il VAR era toccato contro questa squadra che è rossonera, squadra che ha detto che ha fatto un punto di carattere contro l'Udinese. Sì, Cioè, Pioli ha riesco detto a un'altra girare cosa. la realtà a questi No, livelli. vedo che noi abbiamo fatto catenaccio, Sì, è sì. insopportabile. Pioli ha detto abbiamo perso 2 punti, ma guarda, Incredibile, ne guadagnato dai. uno. Pioli ormai è seccato
cioè, si è convinto, si è autoconvinto o l'hanno convinto di essere un profeta, e questa è la peggior cosa. Vedi come Per un allenatore che ha mezzi. Sì, che a me non dispiace modesti. Pioli, però No, non sta facendo è un benissimo. profeta. Sì. Comunque Beppi, Marco, rispondendo a te, ha detto che sì, ma si era fermato un giocatore del Milan e non dell'Udinese, quindi il Però tempo non era da questo non è prolungare. contemplato dal regolamento, come ha detto sulla televisione dell'Udinese. No? C'è un giornalista invitato che ha detto che ha fatto il contrattare, perché evidentemente di Milano magari non so, e ha detto no, ma no, le ammonizioni eccetera. C'è scritto che l'arbitro può oppure non. Sì, Le ammonizioni le ha combinate a gioco fermo, non ha fermato il gioco per ammonire, prima cosa. Seconda sì, cosa, di regolamento è non c'è solo più- il cambio, sono 30 secondi a slot di cambio e quello è... altra devi cosa, fare. non c'è più l'obbligo per l'arbitro come una volta di fermarsi, prendere fuori la matitona e scrivere, perché può scrivere il quarto uomo, Sì. lì è una convenzione fra di loro, quindi se lui lo fa e il tempo non lo recupera. Mi studio i regolamenti di notte, perché insomma, sai com'è, mi piace questa cosa. Di notte una volta si faceva altro, però adesso facciamo... Sì, ma a però, metà, ma guarda no, che si faceva, ha fatto parte plurale, ho parlato. Abbiamo la stessa età per solo una Infatti settimana, dico... per una sola settimana. Allora, aspetta che Poi Giuliano, tu sei arrivato tardi, ne abbiamo detto appena iniziata la trasmissione, perché ci chiede cosa pensiamo del tocco di mano di Larsen, e non ditemi che pensava fosse il di dietro della Leotta, quello era McKenzie della Juve, che c'è il meme che guarda il di dietro della Leotta. È un errore tecnico, Fake. Giuliano. No, verissimo. Cioè, Fake. no. Sì, fake. No, è fake il di dietro. Ah, no, pensavo il meme. No, è fake, ha detto è fake, è work in progress. Sì. Errore tecnico, Giuliano, né più né meno. Ma in base a cosa il maestro dice che... In base alla dichiarazione della proprietaria, che ha dichiarato di avere... Per me non è un errore tecnico, per me è... No, scusa. È un errore. No, scusa se non sono d'accordo con te. Ma non Per l'ha me- fatto apposta. Vabbè, ci mancherebbe altro. Quello volevano. Se Se non l'ha fatto apposta è un errore. Se l'ha fatto apposta va radiato, ma no. Se non l'ha fatto apposta è un errore. Alzi la mano chi non ha detto anche di sito ha venduto la partita, l'abbiamo detto tutti. No, io sono bestemmiato. Ecco, vabbè, però è una roba chiaramente che dici da tifoso, ma nessuno lo pensa veramente, no? No. Quindi un discorso da dire, ma certo combinato, Larsen, Sì. ha venduto le partite, no? Allora, va bene, ok, no? Però lì finisce, no? Detto questo, non è una follia, dai, ce lo fa i miei giocatori entro il campo d'arte. Poi dopo, detto questo, è perfetto quello che ha fatto la UC. Io faccio i complimenti. dà dei consigli a voce alta, Ma perché siamo tifosi? Col palazzetto che nel rosso. deserto, e che io devo La porta giustificare chiusa. Perché alla fine siamo tifosi. Detto questo, dopo è giustissimo cosa ha fatto, quello che ha fatto per la UC, faccio i complimenti, non perché sei tu qua. Sì, ma io non c'è niente, l'hanno fatto loro. Vabbè, la famiglia quella è vostra. Insomma. Io ho fatto la. Anch'io quando un giorno non sarò più il presidente pro tempore e tu sarai presidente, io mi Adesso stiamo. io mi sentirò lo stesso Non partito. confondiamo i ruoli. Comunque, se andiamo a vedere le puntate di quest'estate, mi aveva promesso la vicepresidenza invece. No? No. Ma chi ce l'ha? Non so. No? Siamo ancora working in progress. C'era progress. Zac e Pippo Carniello. No? Comunque, prima di passare a parlare di Gesteco, perché insomma è già. È ora del regolamento. Ringraziamo Corno, Caligaris che ci Dopo, ospita. aspetta. Ah, scusa. No, più dopo volevo arrivare. ma subito. Volevo finire un attimo il capitolo udinese. Genoa Udinese. Sul Genoa Udinese, e soprattutto, visto che abbiamo detto che il 10 di marzo era 8 anni che non eravamo nella parte sinistra della classifica e abbastanza in relax, almeno noi tifosi, ti chiedo se l'essere ormai non stiamo a nasconderci dietro il ditino, salvi al 10 di marzo, cosa ti aspetti nei prossimi 2 mesi? Cioè, se fissano l'obiettivo tipo andare a prendere il Verona, che è inammissibile che sia davanti a noi, oppure se relax. Puntano all'ottavo posto, no, non si rilassano. Io spero e credo e penso e spero, anzi spero, che venga lanciato, che venga lanciato per esempio il gioiellino olandese, a cui hanno detto mi sembra di vedere giocare amoroso. Io l'ho visto giocare 20 minuti, onestamente non ho avuto l'impressione, a me piace perché è molto veloce, vedi che è uno che punta all'uomo, che non ha paura, io lo farei giocare. Non giocherà mai, dai. Non giocherà mai, no? Ma sai perché non giocherà mai? Perché non ha spazio, c'è troppi, no? Sì, adesso che abbiamo questo 3-5-1-1 o Ma 6 poi sotto. adesso rientra Delofeu, cioè rientra Okaka. Ecco, c'è Davide che dice, ha messo il mirino proprio con le freccette sull'Hellas, che deve essere l'obiettivo dell'Udinese. Beh, l'Hellas, domenica io mi lascio togliere le mani che l'Hellas ha fatto
Il regalino al Milan? No, un po' di riposo, perché insomma No, allora, è come dire che Striger Larsen ha venduto la io ho partita. chiesto. relax, non si è Ah, piato. relax. Io ho visto Sì. gran parte della Però partita. un'allusione. Diciamo che non era la solita squadra di Juric. Io ho visto 3 quarti della partita ed erano lì. Pioli Ha giustamente tolto anche Zaccagni e Barak per disperazione Ecco. a questo punto. Io messo più a tempo. Infatti ci fanno vedere McKenzie con la Leotta. butta via. Cioè, Sì, McKennie è un bel ragazzo. McKenzie, Anche la- McKenzie era... anche la Leotta. No. Cioè, Niente. Mio figlio impazzisce giustamente. beh, a chiunque. Dicevi allora degli obiettivi delle prossime 10 giornate? No, 10. Arrivare più in alto possibile, rilassarsi, no? 12 quanto? 12. 12 giornate, sono tantissime. E guardare con grande distacco a Tarassico la lotta per lo scudetto e quella per la retrocessione. Per lo scudetto non la vedo così definita. Guardate che la Juventus. Allora, da casa c'è un plebiscito sul Verona, perché anche Beppi Margolmo, vabbè, poi c'è Giuliano che dice dobbiamo puntare alla Lazio, Perché ma mi pare Beppi- che la Lazio è un po' più in là. No, la Lazio. No? Guarda che però la Lazio si cominciano a togliere le punti e sicurezze. Guarda che possono No? anche andare in rottura Poi prolungata. dicono che non siamo più scarsi dell'Hellas, l'abbiamo visto anche qui, no? Bisogna giocare sempre per obiettivi o ci si siede. Dal punto di vista qualitativo secondo me l'Udinese è meglio dell'Hellas. Però come impianto di gioco loro sono una piccola Atalanta, no? Dove tutti quanti fanno il loro compito e fanno benissimo. Però sono simili come realtà, con due identità ben precise, sia noi che Lazio loro. ha perso certezze con le 4 pappine del Bayern. Sì, ma no, dice il regista che dopo Giusto, Lazio Bayern concetto condivisibile. ma non un allenatore che ha detto beh ma scusa allora Ma dai, due regalati noi un fuorigioco dai, un gol per ma noi, anche due lì gol è per una- noi. Mi sembra che anche Lazio-Juve... Cioè, Tare ha detto ci hanno maccinati veramente perché sì, Tare- lui, ma Inzaghi ha detto tutt'altro. sì, ha detto no, 2 gol ben regalati, un gol era fuori gioco, il gol per noi è venuto 2-1. Questo Dai, dai, è una roba il Bayern era insopportabile. senza 8 titolari. No, dicevo contro la Juve domenica, sabato. A sabato sera perché Sì. la Juve ha stravinto. Io No? ho visto- Sì, Simone Inzaghi ha detto visto- tutt'altro, insomma, ha detto che sì, ha detto con il guaggio dei 6 Quando parla dopo le partite, Conte è lì vicino, Conte e Cosmi sono lì vicino. peggio. ma Cosmi anche dopo, anche prima delle partite, con la voce. Cambi tanto. Anche Conte. No? No. Quindi tu dici Hellas, diamo l'accordo... No, io gli dico Sassuolo. Sassuolo è lì. Solo è lì, a 2 punti di più. 4. 4. 4 di più? Così tanto? 36, è vero, sì. E l'Hellas Sì. 38? Sì. 38. Non è più il Sassuolo dell'Hellas. Sassuolo che si è... Si è un po' perso per strada. Il Anche se secondo- ha grande talento è davanti, quando recupera tutti, sai. Però non ha talento dietro. Cioè io continuo a dire, questi qua non... Cioè, l'Atalanta, che ieri sera ha fatto una grande partita, però ha tirato poco in porta, ha un grandissimo impianto difensivo. Cioè, è difficile Dicono fare che Simone Inzaghi è più antipatico di Conte. E se la No, gioca. beh, insomma, Beh, però no, non ha più i torti. No, no, beh, Non so chi l'abbia detto, ma Beppe ha ragione. No, secondo me Conte è inaarrivabile. No, Però Conte Conte è là. Però Conte 69 e Inzaghi in pressa 76, per cui ha 7 anni di vantaggio Conte, di antipatia. L'Atalanta è difficile fare gol come è difficile fare gol all'Udinese, per esempio. Come è difficile fare gol all'Inter, cioè è difficile che l'Atalanta sbracchi, anche in 10 contro 11 contro 1, vabbè. Come è difficile fare gol al Torino. Sì, no, infatti Mi diverto, mi fa incazzare da infatti i morire. primi 4, infatti li Giuro. vedi, ne prendono più. Mi fanno incazzare da morire. Ultima di calcio, dopo passiamo al basket. Sempre Davide, che vedo che oggi non lavora, è attivissimo. Divano. Domanda per te, Doc. Venerdì ore 15 la Lazio anticipa per cosa? Per prendere altri 5 col Bayern Monaco? No? No, perché Davide, vedi che non capisci, sei sotto malafede. Stanno preparando la remontata. No? Il Bayern l'altro giorno contro un Borussia fortissimo con un automa come centravanti che fa 2 gol in 7 minuti vince 4-2. Sì, con un vecchietto di 40 anni che ne ha fatti 3 però. Perché Lewandowski, tutti vuoi Alan, mettere- quell'altro zitto. Per mettere Ciro Papà. Ciro Papà segna in Italia, però in Europa Ciro Papà non segna. Non vede la porta. è diverso. Questo è, Ma ragazzi, comunque posso dire Come noi giochiamo contro la Lazio, però dopo la partita col Bayern, mi pare, no? Quindi magari possiamo approfittare. Pam! Speriamo che contro noi non giochi Patrick, ad esempio, una roba brutta. mi piace Patrick. Ma guarda, se avessimo noi Patrick l'Udinese, io andrei in campo a dargli. No, perché era una... No, ma guardate che Patrick è terrificante. Cioè, noi ci cavoliamo con... Vabbè,
non ve lo stavo per dire Samir, ma non nominiamo quel nome in vano. Ma Si è anche rotto, povero, adesso. L'altro giorno si è trascinato zoppicante con la cuffia di lana per andare ad abbracciare Allora, ragazzi, Pereira adesso sulla rete. apriamo e chiudiamo il discorso di Samir. No? Volevo parlare di Patrick, perché Patrick è Musacchio e Patrick, c'è la Lazio che fa la Champions League, c'ha Musacchio e Patrick, che in confronto no think è veramente Beckenbauer. Sì, No? Okay. sì, beh, Bene. questo... Su Samir io dico solo una cosa, io ho dato, voi mi avete tu mi hai cazziato più che voi, perché tu il professore è stato più buono, lui è stato più cattivo. Io ho detto che il vero responsabile del pareggio di Milano non è il pallavolista, che comunque... È Samir. Ma Io è ti ho Samir. detto che poi è entrato. Perché ti ho detto che un giocatore... Io ti ho normale, detto che se fosse stato Bravo. espulso... Io dico 2 euro. Un giocatore non può entrare e rompersi dopo un minuto. È indice di poca professionalità. Boh. Per me, poca professionalità. Te devi essere pronto. Se lo dici, scusa mister, non combino. No. Ma se vai in campo, devi dare una mano alla causa. Devi essere pronto a dare. Non puoi giocare un'azione a buttati per terra. Secondo, a meno che tu non sia da amputare, vai dietro, ti metti e stai lì, capito? No, E stai dietro, davanti, o metà semmai. campo dove vuoi, Davanti. dici a Ernesto o Llorente, va da Urte. Vado a Ortega, io sono davanti. E vai lì e stai lì, fai dai 2 colpi, fai così, come quando giocavi in campetto con quelli più bravi che tiravano sempre canestro, ti dicevano metti la mano in faccia, sì, così, si combinava, e lui invece è uscito piangendo, tenendo sulla gamba. Parlano di un paio di mesi fuori, quindi... Speriamo anche 3. Anche sta fuori 2 mesi uguale, cioè finisce il campionato uguale, a me lo fai, vinciamo. Cioè, ha lasciato la squadra in 10. Per me la squadra è sacra. Ecco, per me lui dovrebbe... Poi, questa è la mia idea. Sì, no, ma... Detto questo, il confronto secondo me Samir contro Patrick... Comunque c'è Giacomo che ci dice che vi dimenticate di Oed, perché da parte di bravo, Oed e del giusto. Musacchio è la galleria degli orrori della Lazio. Ha ragione, Cioè. terrificante. Ma la Lazio ha preso sti qua. Ma guarda, io quando la Lazio ha preso Musacchio ho sentito un commentatore nazionale di fede biancazzurra dire ma come fa il Milan a privarsi non con Musacchio? Ecco. Allora, almeno ha preso una brava con Tomori. Bravissimo. Bisogna anche dire che la Lazio Però ha riesce perso a un mantenere, po', secondo me ha perso un po'. È come quando l'Udine prendeva tutti i giocatori giovani bravi, no? Sconosciuti, li trasformava in campioni. Poi l'hanno scoperta gli altri, anche altri. Scoperta gli altri. Idem la Lazio. La Lazio prendeva dei giocatori sotto Bosco, soprattutto in Olanda, vedi De Vrij, preso 4 soldi. De Vrij si è svincolato a gratis dopo aver regalato il gol della Champions League in casa, poi dopo pensare male. No, rigore inevitabile sul La partita decisiva Lazio-Inter, vince l'Inter all'Olimpico, Spalletti va in Champions e De Vrij dopo 2 giorni va a presentarsi con la sciarpa nerazzurra. Però detto questo, De Vrij, no, anche qui come il discorso di Larsen, facciamo battute, poi non vai a pensare male, no, perché la professionalità del giocatore è, voglio dire, credo sia... No. Vedi che sei tutto male anche te oggi, questo è il motivo. Però quello che voglio dire è che quel tempo lì a Lazio pescate Frey era chi era, lo scappato di casa, adesso è uno dei migliori centrali d'Europa, io credo. Ma, Anderson, Luis Alberto, ne ha presi Luis Alberto, Milinkovic, Savic, Luis Alberto, ragione Checco. Dillo chi l'aveva preso in mano. Ma anche la Fiorentina, non mi ricordo. Poi, quindi ce ne sono giocatori che hanno pescato prima degli altri. Lazzari però della SPAL. Però chi pensava all'epoca tra l'Udinese che ha avuto per le mani? Ma anche Correa, ragazzi, Correa era un mezzo giocatorino talentuoso. Adesso giocava già in Spagna. Sì, però non è forte come adesso. Però un conto giocare in Spagna, un conto giocare nella Eredivisie. Cioè vai a pescare un giocatore De Vrij per un gran al piglio. Venlo. Ma se ci pensi anche Immobile è scartato dal... Sì, anche Immobile è scartato dal Borussia Dortmund. Però sì, aveva una storicità in Italia. però sì, per Immobile è stato sì, aveva una storicità in effetti. Ma De Vrij chi era De Vrij? Chi era? Cioè, adesso De Vrij è uno dei più forti centrali d'Europa. Cioè, De Vrij e Skriniar sono veramente una bella coppia. Skriniar era accantonato dal tuo amico Conte. però l'ha rilanciato adesso. Adesso dicendo no, misunderstand. Che lì è fortissimo Conte, no? Nel girare la minestra finché è lui che fa. No, la Lazio secondo me adesso rischia perché Peruzzi che litiga poi viene tenuto dentro. Con la petizione dei giocatori che hanno detto Duravato Piore, Venca, che sono veri. Sì. Dopo Tare comincia a parlare, ha detto così, no, secondo me invece no. Tare secondo me è la società. E quando comincia a scricchiare questa roba qui... Sì, poi anche Lotito sul discorso del rinnovo di contratto di Inzaghi che ha detto, ne riparliamo a fine campionato, mentre quell'altro aveva detto ormai sì, è solo questione di firma. Anche Gattuso era alla fine a Napoli. Sì, ma Gattuso, adesso parlano di Spalletti.
No, scusate, domanda al Presidente. Ma perché bisogna rinnovare i campionati a stagione in corso? Guarda che con la domanda è... Ieri sera è venuta fuori Bravo. No, diciamo una domanda che è arrivata dalla regia, da Checco. Perché bisogna rinnovare i contratti a stagione in corso e non aspettare la fine? Allora, la domanda è giusta. Risposta domanda all'unico dirigente a questo tavolo. No, allora, io ho risposto anche a Giacomini su questa cosa. Dice, secondo me non hai tempo adesso per rinnovare a Gotti. E dico che tecnicamente ha ragione Giacomini, no? Perché un allenatore ha il suo contratto in essere, sta facendo bene. Guardate tutti gli allenatori che hanno rinnovato anche nel basket. Non so, Cremona rinnova Galbiati comincia a perdere. Perché purtroppo è inevitabile che sia un calo di tensione, è inevitabile, no? Che ti senti un minimo appagato. Ho fatto l'esempio di Galbiati, che è un giovane allenatore bravo. Guarda il Cagliari, prova questo club de teatro, Giulini dice rinnoviamo a Di Francesco, poi lo accompagna velocemente ad Alghero dicendo scusa, prendi, ci vediamo, no? Vai. E magari ti pago anche l'aereo no. Quindi è difficile, però qual è il rischio? Il rischio che Gotti si accordi con qualcun altro, cioè, e questo è il rischio. Tu non rinnovando, è un rischio che lo sai, tu non rinnovi l'allenatore che sta facendo benissimo. Io ieri sera non potrebbe accordarsi durante. Ma vabbè, ok. È vietato, no? Cioè, sono volate denunce su queste... Tutto giusto, però dai, sì. Dai, siamo troppo, ormai purtroppo stiamo invecchiando, no? Figurati se non sono già d'accordo. Cioè, vuol dire, Allegri aveva firmato un precontratto con l'Inter, no? Che poi probabilmente è rimasto nel cassetto, e ogni volta che perdeva Conte diceva preparava la valigia ed è ancora fermo col contratto nel cassetto. Sì. Per dire, io se fossi nella sua età farei un pluriennale a Gotti, però perché se lo merita. Però credo che sia anche lecito e corretto di prendersi questo virgolette rischio di dire aspettiamo, la squadra la tengono sotto... Io se non ricordo male ha un 1+1 comunque. No, con opzione. Sì, con opzione. No, è un'opzione, è sempre un'opzione. Sì, Comunque ci ricordano che in Sardegna non ci sono le autostrade, quindi Giulini a Di Francesco niente per quello che l'ha autobahn. accompagnato lui. Infatti l'ha accompagnato. L'ha portato ad Alghero lui, perché appunto non c'è l'autobahn. Guarda che l'opzione scadeva il 28 febbraio. Questo. Bravo, ho letto questa roba qua e l'hanno fatta cadere. Potrebbe essere anche una cosa concordata. Potrebbe essere anche, non ce lo dicono, ci sta. Però io credo che sia un allenatore da ciclo, cioè io credo che se lo meriti per quello che sta facendo. Bene. Tu non eri molto convinto, però io non è che non ero molto convinto. Per me in panchina ha bisogno di un allenatore tipo il suo vice che faccia più sentire. Sono numeri questo. No, va bene. Porca boia. No, ma non sto discutendo squadra, quello. Per me i giocatori, a me vedere. Per me i giocatori li vogliono anche bene. Uno fermo lì, no? Sorridi, cioè, abbiamo vinto anche a segnato Pereira al 94esimo il 2-0, hanno inquadrato Gotti, era così. Carattere. Sì, Mi dicono che invece fuori la persona di vacante è merita. Sì. Dico adesso, io non faccio Ciao Giorgio. Noi siamo anche dalla parte di Giorgio. Sì. Certo. No. La storia di Goebbels che vabbè. Tutta cosa questa. Finirà prima o poi il coronavirus. Finirà, ci ricorderemo di tutto. Ci ricorderemo questo, degli spioni infami. Assolutamente. Sono d'accordo nel cacciare Gotti se mi date un allenatore migliore. Sì, al momento non perché dicevano semplici gioca 3-5-2 fisso. Non è meglio di Gotti che ha delle intuizioni. No, vabbè, io mi ricordo che cos'era gennaio, insomma, in trasmissione, che quando c'era questa voce insistente di un possibile esonero di Gotti, che tu avevi detto la stessa cosa, cioè se mi mandi via Gotti io voglio uno migliore, ma il migliore adesso non ce n'è. Zenga, che arriva da Dubai e vuole un pluriennale come a Crotone. Piero Bucchi. Io posso aprire una parentesi cestistica? No, adesso dai. Aspetta, chiudiamo il calcio. Ho visto domenica. È un'ora che parliamo di calcio. Un altro che nella situazione di Gotti è Ranieri, che sta facendo benissimo la Doria, benissimo, e non gli ha rinnovato il contratto. Perché lui vuole. Ma non credo che la realtà credo che lì stiano provando in tutti i modi a vendere la società. E quindi non possono rinnovare il contratto perché non si sa chi sarà il padrone, no? E quindi c'è sempre una verità dietro. Non credo sia il caso dell'Udinese con Gotti. Vabbè. Detto questo, domenica ho visto, dato che Napoli-Bologna, nonostante dicesse i telecronisti che era una partita memorabile, mi annoiava un bel po', è una roba terribile. Forse sarà lo stadio vuoto, non lo so, ma terribile. Diciamo, bellissima partita. Ho girato su Rai Sat e ho visto Trieste contro Cantù.
Cioè, io non so, vabbè, io forse capisco troppo di basket o troppo poco, decidete voi. Ma ho visto forse troppo poco. Anzi, qualcuno ha detto che devi Ho visto commentare Piero Bucchi regalare la partita agli avversari. Cioè, erano sempre avanti, vabbè, gli altri recuperano. Vabbè. Mancano 15 secondi, 20 secondi, pari, palla a Rudy Fernandez, che non è Rudy, ma non importa, gli tira una mazzata, ma perché? Fa 2-2, time out, e quindi va a fare l'ultima azione, -2, e dice De Paul, ma probabilmente l'ha fatto perché così all'ultimo possesso in mano. Oh, hai capito? Ma devi mettere dentro Jay, capisci? Sandrino, Rodrigo. No, non Rodrigo. E quindi Ha chiamato lui il fallo sistematico. ha chiesto lui, cioè lui ha detto il fallo, ha regalato 2 punti agli altri, -2, per avere il possesso del pareggio o delle vittorie a 3 punti. Rimessa laterale, palla agli altri, contropiede per la partita. Ma tu l'ha fatto cioè mi sono meravigliato. Poi dopo ognuno fa quello che vuole, ma fare un fallo oppure fai fallo su di Giulio Maria, mio amico Cristian, no? Vuoi dire, magari vai in lunetta, ti fai fatica, no? Ma su Fernando, vabbè, ho detto, ma guarda te che sono i santoni, ci insegnano il basket, dico, io ho guardato mio figlio, ho detto, 2-2 ha perso, ma perché voleva avere l'ultimo possesso in mano? Hai capito? Ma non è l'ultimo possesso a pari, vai a fare l'ultimo possesso -2, cioè devi fare un canestro. Aveva fiducia nella sua squadra. Poi anche io, prima di dire qualcosa, vediamo, se vincono di uno con una bomba all'ultimo secondo è uno stratega, se perdono c'è un chiastrone. Ecco, va bene. Se vinci sarei un mito, se invece perdi sarai un Però mito. dai, io ti dico, poi ogni allenatore ha la sua strategia, ma a me sembra una follia. Poi io vorrei chiudere il discorso calcio e aprire il basket con no, volevo leggere il messaggio di Beppe Marconi, con questo chiudiamo il discorso calcio, che dice che in friulano suonerebbe meglio, ma i nostri inalacci rignot, che abbiamo teniamoci stretto questo mister, perché dopo Guidolin è quello che sta giocando meglio e sta ottenendo migliori risultati. Vero, anche perché dopo la formazione di Guidolin questa fosse la migliore come rosa. Sì, anche secondo me. Quindi chiudiamo il calcio. Francesco voleva dire? Ma chiedevo, Stramaccioni, Stramaccioni a casa. Stramaccioni, ci chiede di Stramaccioni. Ho visto l'altro giorno però una partita in Serie C dove giocava un certo Stramaccioni, un terzino, ma non era lui. Ma non credo. Forse no? un fratello, un omonimo. Quindi chiudiamo il calcio, passiamo al basket con... Lo spagnolo, Julio Velasquez. È con Stramaccioni. No? Velasquez e con Stramaccioni. Sì, no. Stanno insieme a guardare, a giocare a padel. A cantare, Julio Velasquez. Adesso padel, gioca a padel. Non a padel, è vero, si gioca a padel, adesso va molto di moda. La figlia di Orsi, ho sentito da Radio 24, la figlia dell'ex portiere della Lazio è una campionessa internazionale di padel. È una padelista. È lo sport dei nuovi borghesi. È andata a vivere in Spagna con l'FC Barcellona, ha una divisione padel. Gioca cristiana. Anche le Eagles ce €1 l'avranno. miliardo di debiti. Vabbè, il Barcellona, sì. Barcellona Con il neo eletto Laporta con il 78,8% dei voti. 54. All'inizio avevano detto 78, dopo hanno piano piano... Sì, ma... Tra un po' faranno il riconteggio dei numeri alla Trump. Sì, no? Anche perché gli altri due erano 20, poi 30. piazzano di solito una grana come Trump ti porta via la valigetta nucleare ma senza i codici, di ricordo. Stiamo spaziando, guarda, ragazzi. Per non parlare di pallacanestro. Comunque, pallacanestro. No, perché? Fine della prima fase, no, lui non parla mai per primo, perché lui aspetta, si accoda. Io lascio parlare lui. Si chiude la prima fase, sabato si è chiusa la prima fase del girone di Serie C1 della Serie B. Questa persona adesso non c'è nessuno. Sì, ma infatti anch'io tutte le presenze. No? Poi è Franchina che appare e sparisce. No, è una presenza effimera. Quindi cosa mi vuoi chiedere? No, stavo leggendo una domanda, dopo la facciamo. Si è chiusa, vinto il girone, qualificazione della Coppa Italia che sarà dal 2 al 4 aprile, abbiamo le date e la prima partita di quarti di finale contro Agrigento, non sappiamo dove. Speravo ad Agrigento. No, c'è una mezza idea, dopo vi dico. No? Speravo ad Agrigento perché avendo molti in zona, zingaratore. Commentando la partita di sabato, un terzo quarto incredibile, un 29-8 che avrebbe tagliato le gambe a chiunque, penso, e la Gesteco l'ha portata meritatamente a casa. Posso dire una sciocchezza? La Gesteco la vinta nel primo tempo, perché con Fattorone che stava appena in piedi, lo vedevi che non aveva allenamenti, chi era che gli andava dietro,
che sono due elementi importanti per la squadra, come un Rota fuori dalla grazia di Dio, che poteva fare ha sporcato la sua media con l'ultimo tiro sbagliato, ha fatto 100% per 39 minuti, è rimasta sempre davanti, perché a parte mi pare un vantaggio iniziale di un punto e un 9 pari, Sanve è rimasta sempre dietro. Quindi nel primo tempo ha eliminato tante delle loro sicurezze, tripla allo scadere, terzo quarto che noi temevamo come sempre, perché nel terzo quarto di solito rientro dagli spogliatoi è qualche volta un po' non concentratissimo, invece prova tipo Vicenza 29-8, ma in particolare 6 minuti 11 secondi senza far segnare un canestro agli avversari, canestro che non segnano Tassinari, Giorgio Malbas o Vedovato, ma che segna Nicoli da fuori, che ha fatto 4 su 6 da 3, e secondo me è stato l'unico che gli ha tenuti un po' a galla. Gran difesa su Tassinari, io me lo ricordo l'andata dove ci hanno fatto abbastanza male. Ti ricordiamo che Sanve su 3 partite contro di noi ne ha vinte 2, che sia in Supercoppa che era Abbiamo forse il girone d'andata. pareggiato l'amichevole iniziale, che è stata prima amichevole. Forse ha perso. Sì, abbiamo pareggiato a Vicenza. Pareggiato. A Vicenza abbiamo pareggiato. No, a San Milano, la primissima, l'abbiamo Il pareggiato. fatto che ha vinto i primi 2 loro, gli altri 2 no, perché può era essere, scrivere, sì, può essere. non è anche tutto il punteggio. All'andata Tassinari ha fatto quello che voleva, perché è un giocatore molto veloce, fa il passo indietro, shakera e parte. I nostri difensori, che non sono dei pirla, passo indietro, passo avanti il difensore, non lo fai più shakerare, questo o riapre o si schianta contro gli avversari. Gatto, mano in faccia sul tiro da 3, ha fatto un punto, uno su 2 dai liberi. Vedovato ha fatto sì 14 punti, ma 12 nell'ultimo quarto, quando sopra i 25 Cividale ha controllato, nonostante magari qualcuno volesse che si spingesse di più, però insomma ha fatto una gara di mantenimento. Però Doc, citando il presidente pro tempore, che non ci ascolta adesso, che non ci ascolta, Pilalandia in difesa sta facendo vedere la web. Allora, guarda, che cos'è Pilalandia. Quando io sento che l'All-Star Game è finito 170-150, dopo volevo arrivare sullo Star Game, che c'è una domanda da casa. No, su una domanda. 170-156 per me è un grandissimo spettacolo, ma non è vai per Jay. Il basketball è in difesa, sputare sangue, come diceva Dan Peterson, e non far segnare agli avversari. Tenere San Venemiano 20 punti sotto la loro media vuol dire difendere in maniera pressoché perfetta. E errori ne abbiamo fatti in difesa, come fanno tutte le squadre per 40 minuti. Questo però, ok, primo posto Coppa Italia ieri. Secondo posto del girone C dietro Fabriano, che era dall'inizio battezzata come la corazzata del girone, che ha ritrovato adesso, come si chiama quel ragazzo ex Matera, Merletto, che sta uscendo fuori molto bene dopo un inizio molto difficile. E le altre squadre sono squadre tignose, a cominciare da Iesi, che magari ha meno talento di Udine, però tantissima garra che viene dal territorio, come è sempre stata la squadra di Iesi, poca luce, passando per Damiano Cagnazzo eccetera come allenatori. Quindi adesso bisogna mantenere la barra dritta, concentrazione. Coppa Italia è una bella parentesi, però io penso già all'Adriatica da percorrere. L'autobahn. Udine Sud, Autobahn. Udine Sud non sei molto più Udine Sud. No, perché Udine Sud, Portoguaro è Autobahn. Perché tra l'altro purtroppo in trasferta andremo a Giulianova, andremo a Roseto, e quindi che sono le trasferte più lunghe. Cioè, sì. Non è che vai ma potrebbe essere che andavi magari a Iesi in trasferta e a Roseto in casa e facevi chilometri in meno. Un'ora di viaggio andata e non ritorno conta. Comunque prima di chiedere al press, non ti devi spaventare, no. Il girone è talmente lungo, complicato e duro che deve essere un entusiasmo giocarlo, io la vedo così. Quindi fase 2 parte sabato 20 contro Teramo, probabilmente Iesi, chiedo scusa. Probabilmente sabato verrà anticipata. Dovevamo giocare domenica, sì. Invece in realtà rimarrà sabato, perché la domenica dobbiamo riconsegnare il palazzetto all'ASL per la predisposizione per il secondo giro di vaccini, che sarà lunedì, quindi giocheremo di sabato. E quindi si riparte sabato 20 con la seconda fase, che sarà la fase finale che deciderà la griglia per i playoff promozione. Quindi Press, adesso tocca a te fare il commento su sabato, sulla chiusura della prima fase. A questo punto facciamo un commento generale sulla chiusura della prima fase del girone C1, visto che è finito. Tanto abbiamo portato a casa un girone, no? Quando siamo partiti
ci si chiedeva se saremmo arrivati a finire le prime partite, poi 5, poi 7, alla fine ne abbiamo fatto un giro intero. Ed è stato regolare, no? Tutto sommato, Sì. perché insomma, bene o male, a parte l'inizio, forse con un paio di squadre hanno avuto un Sì, po' Mo di... Falcone ha avuto un po' di Ma fastidi. più Padova. più Padova, Guerriero, Padova, che per me è una buona squadra, per parentesi. E quindi è stato tutto sommato un girone equo e realistico, cioè non è stato condizionato troppo, è stato bello, divertente, la squadra ha avuto una crescita esponenziale spaventosa e adesso sta raggiungendo livelli di gioco di pallacanestro eccellente, molto più all'indiani. Fine, adesso abbiamo fatto festa, come si è detto, un giorno o due perché Perché è tuo compleanno. perché tra raggiungere, l'altro. secondo me, sì, è stato un colpo di culo, dicevo ieri sera. Capita che il tuo compleanno combacia con l'ultima partita del giro regolare, che se vince va in Coppa Italia, dai, sembrava una roba preparata da tavolino, no? Quindi è andata bene e devo dire che ce la siamo veramente goduta. Credo sia un risultato, sportivamente parlando, strepitoso, di quelli che fanno un po' di annali, anche perché arrivare a fine Coppa Italia, io ricordo i tempi della Snyder, aveva fatto una fatica boia per farne una. Anche noi con l'Apo, che abbiamo sempre squadre super competitive, abbiamo fatto una a Iesi, che ci ha eliminato Biella al primo turno, ma è una fatica boia. Cioè non è una cosa scontata entrarci. No. E noi primo giro, pronti via, veniamo qua, andiamo, ma mostrando i muscoli, Sì, con la nessuno ci ha rimonta, regalato niente. prepotente, e andiamo a giocarci. Quindi grandissimo orgoglio per aver fatto una piccola impresa storica in un momento storico allucinante, in cui tutti fanno un passo indietro e noi abbiamo fatti 5 avanti. Quindi questo va detto e va condiviso con tutti. Poi adesso si guarda alla seconda fase per provare a fare il meglio possibile, per goderci, condivido quello che ho detto prima, giustamente, di goderci ogni partita, di giocarla con il massimo entusiasmo e poi di andare a fare una Pasqua più lunga possibile, credo, a Cervi e Rimini. Questa potrebbe essere l'accoppiata. E chiaramente lì se giochi stai, se perdi vai a casa, quindi sarà anche un'opportunità per vedere insomma qual è il livello delle altre 8 squadre più forti, no? Perché poi dopo bene o male te le troverai anche nei playoff. Perché io guardavo la classifica congiunta, è vero che siamo secondi a 2 punti dalla prima, ma guardavo la nona dista 4-5 vittorie, vuol dire insomma avere un tesoretto, perché adesso l'obiettivo prossimo è intanto entrare in playoff, no? E poi dopo, chiaro, quando siamo nei playoff, matematicamente cercare di affrontarli nelle prime 4, perché prime 4 vuol dire magari la bella in casa. sì, poi dopo, esattamente, la bella in casa, poi anche lì non si sa bene come saranno fatti questi playoff. Io guarda, veramente, ma parlando in generale anche della 2 con la fase orologio, è tutto... Però il campionato saranno avanti, legato, secondo me, sì, no? esatto, E quindi legato. questo è importante, c'erano dei dubbi e quindi questo va detto anche per chi non ha avuto il coraggio di partire, no? È vero che la parte più difficile è iniziare, poi una volta iniziati si entra in ritmo e si va. Non è un bel andare, No, ma si va. però mai non parti, mai non sai. Bravissimo. D'altra parte volevo salutare anche quella persona, non so, ci sono tuoi colleghi dirigenti che non è che stiamo facendo grandi cose, no, scusa, confondevo, adesso era lui. No, niente, mi sono confuso. Era qualche mese fa. Scusa, Non cosa più niente. Per cui... Com'è? Siamo senza luce. Siamo senza luce. Siamo luce naturale. Allora, noi siamo con la luce naturale perché, come avevamo detto prima, siamo... No, che dopo sabato arriva Franchina, no? In mezzo al campo a intervistarmi e mi viene a dire dal cuore quello che penso, che è anche frutto dell'entusiasmo. Nel momento i ragazzi mi hanno fatto una bellissima festa, poi vedere noi il gruppo di scappati di casa che inquadra a bordo campo, non penso sia uno showtime per chi ci guarda da casa, dimostrazione che tua moglie dirà beh, non è in giro, non è Thor Paibar. Eppure c'è tanta gente che chiede la Duscam, comunque sappilo. Ma la mia salvezza sei tu, perché mi flacchi, capisci? Poi io mi giro, mi incazzo, tu mi guardi, mi dici 2 frasette con una disarmante serenità. Quella ce l'ho fatta. E io dico, vabbè, hai ragione. Poi dirà c'è Renato che impazzisce, mio fratello di qua che si alza. Quindi è tutta una roba molto, molto naif, molto bella, devo dire. E questo però è un po' lo specchio di quello che siamo noi. Però devo dire una cosa, tu scam non si può. Però un caro amico che saluto, dico solo l'iniziale perché non posso, GMR, grande appassionato di pallacanestro, le tue radiocronache, a parte i problemi di audio, ok, va bene, diamo che 6 di stima.
Meno male che però dietro hai l'audio Davide che ti sostiene, cioè perché diciamo che In trasferta. Sì, No, percepisce, anche in casa percepisce. è entrato Ma la qualcosa. cosa più bella è che tutti quanti mi hanno detto la perla delle due radio che abbiamo fatto, ne faremo spero delle altre, è sul più 250 a Padova, quinto fallo a 40 secondi dalla fine di Gabriele Miani, e il direttore sportivo fa: Gabri, è il quinto, attenzione, attenzione. Non era attenzione in realtà. Non era un termine, attenzione. Boh, dai. È protetto. Interpretabile, no? Vabbè. Una domanda al volo che ci arriva da Facebook, parlando di basket, ma non ma proprio in generale. Come vedreste nel futuro del gioco un ultimo quarto a punti invece che a tempo, come hanno provato nello Star Game di ieri sera? Perché? Per me la figata del basket è il tempo effettivo. Ma perché? Cioè, Uno dei segreti del non so. basket. No, giusto. Io mi domando perché l'hanno fatto allo Star Game, qual era il motivo? perché non facciamo che si può segnare solo con la testa? È la stessa cosa, io non la vedo, è che io sono un vecchio, no? Già No. Bisogna pensarci bene, perché anche quando abbiamo messo 3 punti, diciamo, tu dirà schifezza, adesso vuoi se non ci fosse. Però mi sembra una roba che troppo travolge il gioco. Cioè, no. Beh, io non so neanche cosa. Cioè, io ho letto adesso, non sapevo neanche di questa cosa. Di questa Sto rispondendo a braccio senza aver. Non sapevo, però. No? Mi sembra. È come tra ragazzini quando si fa buio, ok, chi segna questo vince. Non lo so. Beh, quello è la regola fissa di tutte le partite dai 8 ai 18 anni. Cioè, puoi vincere anche 20-0, però finisce sempre con chi segna vince. Anche tra 40 anni. Questo. Piuttosto, visti gli atleti che ci sono adesso, allargherei il campo. Vabbè, come fai a allargare il campo? Cambi le linee. No? Però guarda che hanno allargato il campo per tiro a 3 punti qualche anno fa, non tanto tempo fa, 3 stagioni fa, hanno allontanato l'arco. Nel precampionato, mezzo metro, nel precampionato non segnava nessuno, mi ricordo perfettamente. Dopo ci hanno messo qualche partita per delle misure, adesso la gente tira a metà campo. C'è anche chi tira dal punto del diavolo. Chi dà la statua di Giulio Cesare. Lascia stare, non so, Jamie Smith, no? Che ho visto domenica tirare una serie di triple pazzesche, ma con una naturalezza di Cantù. Ma anche Ale Cassese tira da 8 metri, cioè vuol dire un giocatore di Serie B. Quindi non solamente i grandi campioni di Serie 1. Quindi è difficile che risponda a quello che dici tu, forse alzare, non so, forse per qualche mese forse troveresti, però alla fine ti adatti. Sì, però queste sono variazioni funzionali, no? Dici, è talmente strapotente ormai l'atleta che gli dai un playground più grande per cui giocare. Cambiare proprio la formula del gioco io non lo vedo come una cosa necessaria. Però sai che la strapotenza fisica è anche il bello del basket, cioè Battistini che va e schiaccia. Certo. Noi ancora ci troviamo di guai se non ci fossero questi gesti, no? Cioè è il bello del basket, è quello che rende il basket magico rispetto al calcio, lo dico da calciofilo, ovviamente. E molti mi dicono, mio padre ogni lunedì sera che torna dai Friuli mi chiama e mi dice: ma c'è fatto Piore? Parli più di ballon che di calcio, di basket, è vero, no? Stavo leggendo che c'è Matteo che scrive che sì, come nel mini basket, che chi vince il periodo prende 3 punti e non si fa progressivo. Non so, queste sono robe troppo difficili per me. Una volta si diceva Vonde Monadis, ecco, chiuso. No, io parlo per me stesso, mi autoban da solo. Sì. Mi banno auto. Comunque io prima non ti ho detto cosa ha risposto Belperuolo alla tua offerta. Adesso sto ricercando Poi andiamo in chiusura perché non si vede più niente. il commento che scrive che ci pensa, però non stare a impegnarci, non impegnatevi troppo in Coppa Italia. No? Quindi teme questa cosa. Però pensa quante donne verrebbero, potremmo fare. È proprio palazzetto chiuso. In TV però. Vabbè, in TV, ma vuoi mettere? Guarda, sto studiando un happening con un Beppe Ruolo. Beppe, ci studio, ci lavoro. No? Ci lavora, è che lo mandiamo al Parlamento così. Bene, altro che così, allora la luce del sole con affetto, ci sta lasciando, Sì. quindi dobbiamo andare in chiusura. Quindi, chiudiamo, andiamo in chiusura perché dopo sento dalla regia che va in chiusura, sono altri 20 minuti di solito. Non si vede più. Ecco, non ci si vede più, che male non fa. Quindi, Doc,
buona serata e alla prossima. Quanti anni è che ti chiamo Doc? 10. Ecco, quindi non E da quando ti ho sono chiamato perso? fenomeno. Vabbè, No, mi sento. io sono legato a Doc. No? E quindi la prossima in casa. Nel fine settimana. È dura, È durissima. Sì, tra l'altro la domenica, un'altra domenica senza Udinese perché gioca sabato sera. Tanto No. poi giù. Sì, sabato alle 20:45. No. A Genova. Sì, a Genova, a a Genova. giocare a Genova alle 20:45. Cosa vuoi che ti dica? Da Zone sarà, so già. Sabato sera, sì. Da- Puzza di Da Zone. Sì. No? Sì. Sì, da Zone, perché non so che sia quella. Comunque, Vabbè, dai, tanto siamo tutti chiusi in Udinese, casa. Genova, sabato alle 20:45, domenica non ci sono le Eagles, c'è qualche amichevole, no, non c'è niente, il programma. No, giochiamo venerdì a Monfalcone. Ok. No, mica, poi basta, poi riposo 2 giorni. Poi riposo e ci si prepara per la seconda Oh fase. yes. Quindi, buona serata Doc. A voi. Ciao ragazzi, Press, alla prossima e buona serata a tutti. Ciao.